solo una notazione di colore, sono Vladimiro Marangoni. 12.000 firme sembrano un piccolo monolite di carta appoggiato sul tavolino. In effetti sono raccolte sull'onda di una fatica che è stata a prova di pioggia, di vento, di mezzi diluvi, perché sono stati raccolti il sabato e la domenica prevalentemente, e non tutti i sabati e tutte le domeniche ha fatto bello, eppure la gente faceva la fila. La cosa che ha colpito di più me è che quando venivano a firmare dicevano: ma è possibile che il piemontese non sia riconosciuto? Era lo stupore. Sembra che dopo il friulano e il sardo, che sono riconosciuti, non ci sia nessuno in Italia che prenda a cuore la questione piemontese e la porti avanti, come se fosse nulla, come se non fosse niente di importante. Invece sappiamo che, soprattutto all'estero, un po' come la salute, quando uno ce l'ha non si bada, quando invece la perde, idem per quando si è in patria o fuori patria. Quando si è all'estero uno dice: non sono italiani, io sono piemontese. Non sono veneto, non sono italiano, io sono veneto, e così di seguito. L'Italia ha queste particolarità, perché no? Su questo stupore bisognerebbe veramente fondare qualcosa di importante, perché il Piemonte, i piemontesi, e in questo Torino è un po' strana, i piemontesi però ci tengono, lo vogliono. Allora perché non cominciare e non fare come al solito? Mi viene in mente il mito di Tantalo, che punito da Zeus non poteva mangiare, quando si avvicinava a qualcosa di commestibile la roba si allontanava, e così devono fare tutti i piemontesi. Basta, le firme continuano perché si sono accorti molti consiglieri comunali, molti sindaci, molte persone che si sono accorti in ritardo che le firme erano ormai raggiunte. Perché smettere? Continueremo. E poi a settembre o ottobre, quando decideremo, ripresenteremo l'altro lotto, perché sappiamo che ne raccoglieremo ancora tanti. Grazie.